Rosso di sera, bel tempo si spera. No, rosso di sera qui a San Pietro di Feletto. Buonasera a tutti gli amici di Veneto Globe. Siamo qui tutti vestiti di rosso. Anzi, no, non lo siamo, ma un po' di rosso ce l'abbiamo, anche se non nell'abito, sicuramente nelle tavole e in tavola, dove abbiamo delle proposte della mostra dei vini di San Pietro di Feletto, la sua 52esima edizione. E questa sera niente è lasciato al caso, niente è banale, proprio perché anche in collina si fa del vino rosso straordinario. E poi soprattutto una presenza d'eccellenza in tavola, la tagliata. Anche questa ha del rosso, perché la tagliata vera e propria, come noi la conosciamo, all'interno ha bisogno di avere questa colorazione un po' più rosata, un po' più cruda, si può dire, è una cosa brutta, no, è così che funziona, quindi questo colore è il fil rouge, possiamo dirlo così, Karen? Assolutamente, assolutamente, un fil rouge che ci accompagna nei territori, in tavola, e dobbiamo sicuramente anche sentire cosa ne pensano i nostri commensali. Facciamo un giro sia in cucina che fuori e vediamo che cosa ci raccontano. Questo vino, oltre chiaramente la volontà di trasmettere il sentore dell'uva, l'autenticità dell'uva. Riconoscere l'impronta del vino, però abbiamo deciso di proporvi un piatto che avesse proprio all'interno il vino, e questa sera i protagonisti sono i vini rossi. E che piatto è stato scelto? Il risotto con il Cabernet. Ma oltre alla sfumatura, un po' di assaggio lo fate in cucina? No, sinceramente. Che altro ingrediente abbiamo messo poi nel risotto? Abbiamo messo la pancetta croccante. E ci siamo introdotti quasi furtivamente nelle retrovie, dove c'è la cucina, dove c'è questa spettacolare griglia, dove stasera è stata preparata la tagliata, che poi è stata servita, pensate, a 240 persone. E con me c'è Mauro, che è stato un po' non l'unico, ma uno dei capostipiti di questa meraviglia che abbiamo assaggiato poco fa. Mauro, ci parli un po' della carne e della cottura magari della carne, perché so che è la prima volta che la fate. È la prima volta, sì, per fortuna mi sono appoggiato degli amici speciali e niente, è una carne irlandese, Angus irlandese, la gente l'ha apprezzata. Come primo impatto e come prima esperienza siamo rimasti veramente contenti del successo di questa serata. Beh, io ho sentito qualche indiscrezione, devo dire che è stata molto molto gradita, quindi chissà che piano piano magari nel menù delle prossime edizioni della mostra dei vini di collina potrebbe essere inserita come piatto forte, come piatto importante. Sì, l'idea sarebbe di promuoverlo ancora e vediamo come avremo i riscontri della situazione, insomma, perché la gente porta il risultato, tra virgolette. È la nostra forza alla fine. Grazie Mauro, grazie a tutto lo staff della Proloco. Perché senza di loro non avremmo fatto niente. Grazie di cuore a tutti. L'abbiamo recuperata al volo, perché non solo carne, anche i dolci sono protagonisti qui alla mostra dei vini di collina, e lei è la responsabile del nostro diabete. No, scherzo, è la responsabile del gusto finale di ogni cena. Grazie Elisa per i dolci meravigliosi che prepari. Prego. Cosa devo dire? Niente, anche basta così, quindi ti ringraziamo noi, come ringraziamo tutta la Proloco di San Pietro di Feletto, e ci vedremo quindi l'anno prossimo. Avete 2 serate, ma noi ci rivedremo poi l'anno prossimo. Sinceramente avevamo un po' di paura, ma mi sembra sia stata gradita.